Le multe comminate recentemente al gruppo Tetris e all'Etnoblog hanno aperto un dibattito sul problema e sulla carenza degli spazi associativi o dedicati alla musica live a Trieste. Cosa puoi dirci su questo, forte dell'esperienza di organizzatore di eventi all'interno del gruppo Tetris? Ma gli spazi per organizzare eventi live medio-piccoli adesso ci sono, a differenza di un paio d'anni fa in cui la situazione era assolutamente drammatica. Come dicevi tu, siamo in un periodo piuttosto difficile perché sembra sia molto, molto arduo far coesistere queste due esigenze, cioè l'esigenza aggregativa e la pace nel vicinato. Speriamo di risolvere questa cosa in tempi brevi con un dialogo aperto tra tutte le parti e speriamo anche di riuscire ad aprire nuovi spazi più grandi, cioè per concerti medio-grandi, non per le cose da fare nei palazzetti o negli stadi. Quelle strutture lì ci sono comunque a Trieste. Manca la parte medio-grande, manca una cosa come il Deposito Giordani di Pordenone, per esempio. Tu sei uno degli amministratori di un gruppo che è comparso recentemente su Facebook che si chiama L'Anima di Trieste 2015. E da chi è composto questo gruppo e che obiettivi si prefigge? Allora, il gruppo è proprio un gruppo di Facebook, è nato proprio come un gruppo di Facebook. Io ho conosciuto gli altri responsabili, gli altri amministratori, che sono Maurizio Cavazzoni, Federico Stoppani, Alan Travaglio e Francesco Comotti. Li ho conosciuti direttamente lì su questo social network. Abbiamo confrontato le nostre prospettive, la nostra voglia di fare qualcosa per Trieste e abbiamo aperto in maniera del tutto virtuale, diciamo, questo gruppo. Il gruppo si è sviluppato molto bene, ha avuto molte adesioni in breve periodo, ci sono varie discussioni in corso sui vari punti trattati e per alcuni dei punti dei quali ci occupiamo abbiamo aperto dei tavoli di lavoro tematici e adesso stiamo lavorando su questi tavoli di lavoro. I tavoli veri e propri sono due. Uno è quello che riguarda la ridestinazione della sala Tripkovic, cioè vorremmo che la sala Tripkovic venisse destinata alla musica non classica, a differenza di come adesso, che invece è destinata appunto alla musica classica, essendo diciamo sotto la direzione del Verdi in questo momento. La Tripkovic è di proprietà del comune e il Verdi la sta usando per alcune parti del suo calendario. C'è un altro poi tavolo che riguarda invece, è un tavolo più generale che riguarda la possibilità di Trieste di sviluppare il turismo e tutte le varie sfaccettature intorno a questo tema. C'è un altro punto del quale a brevissimo, se magari non è già stato fatto in queste ore, non sono riuscito a controllare, un altro punto del quale partirà un tavolo che invece riguarda la pulizia di Trieste. L'Anima di Trieste 2015 mette insieme giovani e giovanissimi, ma anche persone con una certa esperienza e anche con una certa professionalità. E questo implica quindi una capacità di progettazione anche a lungo termine. Che tipo di idee avete per la sala Tripkovic e come pensate di poterla trasformare in una struttura polifunzionale? Guarda, il gruppo, come anche i tavoli tematici, sono assolutamente aperti, cioè per sviluppare i temi e i punti proposti dal gruppo c'è bisogno veramente di tantissime competenze, tantissime professionalità diverse, quindi abbiamo pensato che la cosa migliore fosse lasciare completamente aperta la partecipazione a chi vuole darsi da fare. Per la sala Tripkovic stiamo preparando un progetto poi da sottoporre al comune che intende ritrasformarla un po', come dicevo prima, sul modello di come è stato ritrasformato il Deposito Giordani di Pordenone, cioè una struttura polivalente destinata alla musica che non sia classica, nella quale possano trovare spazio dalle sale prove, gli studi di registrazione, anche delle sale da concerto o da ballo, perché ricordiamo Trieste non ha una vera discoteca, non ha un vero posto dove si possa sviluppare un certo tipo di club culture come invece succede in Slovenia o anche direttamente in Veneto, e trasformarla appunto in una struttura di questo tipo.
La vostra iniziativa entra inevitabilmente in conflitto con un'istituzione storica della città come il Teatro Verdi, e il vostro gruppo riesce a trovare sponda all'interno dell'amministrazione comunale, della politica locale, oppure è difficile proporre un'idea nuova come questa? Ma devo dirti che il Comune sta mostrando insomma, una buonissima apertura al dialogo da questo punto di vista. Lo stesso assessore Rovis, metà gennaio, su Tele4 ha parlato di questa possibile ridestinazione della Tripovic, quindi da parte del Comune c'è disponibilità. Stiamo creando un movimento d'opinione che sia il più vasto possibile, il più trasversale possibile, che appoggi questo progetto e quindi ci dia la spinta e l'appoggio necessario per portarlo a termine. Siete ottimisti quindi? Sì, assolutamente, secondo me è fattibile. L'idea piace tantissimo e piace anche, guarda, fa conto che delle persone che si occupano del tavolo di lavoro, una delle persone più attive, è proprio un cantante lirico.